Buongiorno, buongiorno. La giornata dell'autonomia a Venezia, a 7 anni dal referendum del 22 ottobre del 2017. Sentiamo in diretta l'intervista di Maurizio Belpietro a Luca Zaia nella Scuola Grande Giovanni Evangelista. Sentiamo in diretta. E poi io penso che il Sud abbia veramente una grande possibilità di riscatto con l'autonomia, perché diamo in mano, diciamo, le chiavi del motore, le diamo in mano al cittadino. Il cittadino riuscirà a controllare, ma sentite, noi siamo la regione più turistica d'Italia, facciamo 73 milioni di presenze turistiche, vale circa 18 miliardi di euro il fatturato della nostra industria turistica, la prima industria in Veneto. Ciò non toglie che uno va a guardare i dati e dice vabbè, però onestamente il mare del Sud è strepitoso. Vai a guardare i dati, ma il Sud quanto produce fatto 100 il turismo nazionale? 18%. Io intanto non mi aspettavo questo dato, ma però dico anche che è un dato che ci fa capire che il margine di crescita che ha il meridione, ad esempio nel turismo, è eccezionale rispetto a quello del Veneto, che ormai ha 73 milioni. Noi abbiamo giornate in questa città con overbooking da 150.000 persone, diciamo non residenti e quindi che non sono nelle nostre strutture ricettive, per dare una dimensione. Quindi non è vero che il Sud è una partita persa, il Sud ha grandi opportunità e secondo me più margine di crescita rispetto alle nostre regioni. Ma questo lo dobbiamo dire ai cittadini. Il Sud non è una partita persa, ma se la ritiene una partita persa, allora continuerai con l'assistenzialismo e che produrrà ancora più debiti e stai lì a tamponare, diciamo, i mali del territorio, ma non guardi in prospettiva. I due argomenti che fanno più presa sull'opinione pubblica quando si parla di autonomia sono la sanità e ovviamente i soldi pubblici. La sanità, il terrore, credo, dell'opinione pubblica quando si ragiona di queste cose, ed è un terrore alimentato soprattutto da chi l'autonomia non la vuole, dalle forze politiche del centro-sinistra che sperano nel referendum per ottenere un risultato contro l'attuale maggioranza, sarà difficile andare a curarsi al nord, quindi non ci saranno più gli stessi livelli di assistenza. Ed è vero che già in parte molte centinaia di migliaia di persone si trasferiscono dal sud al nord per curarsi e pensano che sarà più difficile farlo. Qual è la risposta? Ma sulla sanità potremmo aprire. Allora ti dico, noi... Grande tema però, nessuno pensa ai beni culturali, pensano alla salute. Noi abbiamo 68 ospedali, 64.000 dipendenti, 12.000 medici, eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Una sanità efficiente la si può mettere in piedi. Questa è una regione che ha efficientato, ha chiuso 49 ospedali dal dopoguerra ad oggi. Ha fatto delle scelte di campo che altri non hanno fatto a costo zero. Te ne dico una per tutte, che ho voluto con forza e con non pochi problemi di natura proprio culturale tra gli operatori e anche tra i pazienti. Decidere che i cancri al seno non vadano, questa è una decisione mia del 2013, non vadano ad essere diciamo, nel percorso della chirurgia generalista, definiamola così, ma siano dedicati a delle breast unit. 150 operazioni al seno all'anno, team operatorio, e quindi un percorso nuovo, un percorso innovativo che ci permette oggi di dire che il 98% dei cancri al seno curati in Veneto hanno un esito positivo. Costo zero, solo organizzazione. Allora, sulla sanità, io ho letto anche dei rapporti, si dice che se ci sarà l'autonomia, premesso che varrebbe la pena ricordare ai cittadini, ricordiamoglielo, che la sanità è già il 90% della regione, quindi non è che facciamo tutte queste grandi rivoluzioni. Si dice che avremo delle regioni che cresceranno ancora più velocemente in qualità di erogazione di servizi e altre che resteranno indietro. Primo tema. Noi non dobbiamo puntare all'equa divisione del malessere, come ho detto prima. Cioè tu mi stai dicendo che non devi portare ulteriore autonomia nella sanità perché altrimenti ci sarà qualcuno che verrà curato ancora meglio. Cioè lo dovremo curare ancora peggio? Prima domanda. Risposta. Seconda risposta. Io penso invece che ci siano assoluti margini di crescita per le comunità che hanno difficoltà. Ovvio che hanno fatto alcune delle scelte passate
che io rispetto, ma che non sono quelle che noi condividiamo. Noi siamo la regione che ha minor tasso di privato, per dire. Qui in Veneto, se qualcuno si ammala, abbiamo un ottimo rapporto con quell'11% di privati, sono eccezionali, bravi e fanno parte dell'offerta sanitaria veneta, ma se una persona si ammala non va in cerca di una clinica privata, va in ospedale. Quindi l'abdicare alla cura pubblica ti porta già a peggiorare il servizio che tu puoi dare. Dall'altro aspetto, sento dire che noi guadagniamo curando i cittadini che vengono da fuori. Il 47%, anzi il 57% dei nostri pazienti in mobilità sanitaria da fuori regione non sono del sud, sono del nord, per un fatto di regioni contermini, e così per i nostri che vanno dalle altre parti. Dal Veneto alla Lombardia, certo, dall'Emilia alla... Voglio ricordare che quelli che vengono da sud, voi sapete che noi siamo remunerati in base a una tabella, cioè se tu fai un tunnel carpale, il DRG ti dice sono 2.000 euro, è brutto parlare di cifre, però ti dà un'idea di cosa succede. A noi non arrivano casi con appendiciti, tunnel carpali, ernie inguinali, tonsilliti, adenoidi, polipi nasali, non arrivano queste, ci arrivano tutti i casi disperati. A volte anche di seconda mano, brutto termine ma rende l'idea, trapianti, dove, brutto da dire, ma tecnicamente non c'è nessun guadagno, perché siccome qualcuno dice che noi guadagniamo diciamo, su questa migrazione, su questi viaggi della speranza, assolutamente no, lo facciamo volentieri, se si dovesse raddoppiare raddoppiamo, ma non esiste che si dica che i viaggi della speranza sono un'utilità per noi da un punto di vista economico. Questo assolutamente per noi è inaccettabile. Quindi non è un investimento, lo facciamo diciamo, per etica, per morale, perché va bene così, ma che non si dica questo. Dopodiché, sai, si dice, ti faccio l'esempio dei passaporti per chiudere. Allora ne ho sentito un altro, dice sì, ma se la base del ragionamento è quella che vi sto dicendo, allora la preoccupazione è veramente importante. Se dessimo a tutti gli uffici postali la possibilità di fare i passaporti, i cittadini avrebbero il passaporto. No. L'ufficio postale di Venezia è più efficiente dell'ufficio postale di Crotone. E quindi vuol dire che i veneziani andranno prima all'estero, occuperanno le posizioni migliori, perché poi quelli di Crotone, che hanno l'ufficio postale che va peggio, sentite, guardate che la base del ragionamento oggi è anche questa. Quindi non si tratta più di dire facciamo sta corsa e abbiamo le bici al carbonio. No, è meglio restare con le vecchie biciclette e magari non facciamo neanche la corsa. No, a proposito di uffici postali e soprattutto di passaporti, una delle cose incredibili che mi è capitato di toccare con mano, l'ufficio passaporti a Milano, perché io vivo a Milano, ha di fianco l'ufficio postale, ma la cosa incredibile è che tu puoi andare all'ufficio postale a pagare solo il bollettino. Devi prendere appuntamento per andare in questura, ma attenzione, la marca da bollo non te la vende l'ufficio postale, devi andare a cercare un tabaccaio, che siccome sono diminuiti i tabaccai ne trovi di meno, e soprattutto siccome la fornitura della marca da bollo che si stampa al momento viene erogata però dallo Stato centrale, quindi rischi di non avere la marca da bollo, di dover fare la fila per andare all'ufficio postale e poi addirittura unificare, siccome sono tre funzioni che tutte sono in mano allo Stato, unificare la cosa sarebbe stata la cosa più sensata, ma stranamente in questo paese non si fa. Istruzione, perché l'altro argomento che viene usato è ma non è che possiamo avere l'istruzione divisa per regioni, se no anziché la storia d'Italia facciamo la storia del Veneto, la storia della Lombardia, abbiamo delle differenze di livelli di istruzione perché i migliori professori magari saranno pagati di più al nord. Cosa replica? Che sarebbe sbagliato fare 20 ministeri della pubblica istruzione, è logico. Però è altrettanto vero che poi ci sono dei margini, degli ambiti nei quali il tailor made, l'abito su misura, ci rende tutti vincenti da nord a sud. Per dire, uno degli obiettivi della pubblica amministrazione, anzi della pubblica istruzione a livello nazionale, è la lotta alla dispersione scolastica.
Cioè ragazzi che non assolvono la scuola dell'obbligo, cioè se ne stanno a casa, insomma. Immagino e potete immaginare che ci sono delle regioni che hanno sta piaga. Io non capisco perché la lotta alla dispersione scolastica debba essere spalmata in maniera uniforme da nord a sud. Qua da noi, ad esempio, vorremmo magari incentivare i ragazzi che affrontino, diciamo, con più energia gli istituti tecnici, per dire, no? O magari abbiamo il problema del tema della terza lingua, non neanche della seconda lingua. A me non sembra un'eresia questa. Dopodiché, cioè, i sindacati dicono ma Zaia ha in mente di fare anche robe strane con le gabbie salariali. No, io non parlo di gabbie salariali, ma vorrei dirvi che tutte le istituzioni dello Stato a Venezia hanno difficoltà con i loro lavoratori per i costi della vita. Ma immagino che accada anche a Capri, a Cortina, a Milano i professori fuggono perché non riescono a rimanerci, cioè il costo della vita è allora, elevato. Se noi non tariamo gli stipendi al costo della vita e senza gridare allo scandalo in base ai territori nazionali, è inevitabile che depaupereremo alcuni territori. Allora, questo è in diretta dalla Scuola Grande San Giovanni Evangelista nel cuore di Venezia, l'intervista di Maurizio Belpietro, direttore della Verità, al governatore Luca Zaia a 7 anni dal referendum per l'autonomia, il 22 ottobre del 2017 venne celebrato. Allora adesso andiamo in diretta da Filippo Fois perché prima di questa intervista ci sono stati molti interventi, tra i quali anche quello del professor Mario Bertolissi. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Gli interventi sono stati parecchi. Innanzitutto, diciamo, tra l'altro Francesca Pezzo può anche farvi vedere un'altra prospettiva della sala, della sala principale della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Come vedete è completamente gremita, si tratta di esponenti istituzionali. Noi abbiamo visto il prefetto, il questore, il procuratore aggiunto Cherchi di Venezia, poi naturalmente c'è i maggiori esponenti della Lega del Veneto, ci sono rappresentanti delle categorie economiche e anche gli interventi rispecchiano questa natura composita di questa giornata, nel senso che ci si è divisi su due binari di dibattito, uno che è prettamente politico e un altro più tecnico. Dal punto di vista politico, l'avete sentito poco fa in ciò che diceva il presidente Zaia, ci sono delle resistenze da parte di alcuni partiti che sono in opposizione al governo nazionale in regione, così come da parte dei sindacati, però Zaia ha detto questa dell'autonomia è una presa di responsabilità che chiama tutte le regioni a rispondere direttamente al cittadino dei servizi che offrono e di come li offrono e di come tengono i rispettivi conti. Poi naturalmente c'è anche la questione tecnica, sono 23 materie, è una questione complessissima ovviamente perché ognuna di queste materie ha una storia a sé, per ognuna naturalmente ci dovrebbe essere un dibattito ad hoc nel quale si mettono, per così dire, i puntini sulle i. È quello che ha detto per esempio la CGIL del Veneto, che oggi ha declinato l'invito a partecipare. C'è però comunque un aspetto curioso, è il fatto che durante questa mattinata ha destato una certa sensazione l'assenza dell'assessore Roberto Marcato, proprio mentre si stavano diffondendo le ipotesi più svariate sull'assenza di Marcato, ha chiarito lui con un post dicendo: voglio prevenire le solite malelingue, sono a casa perché ho l'influenza. Come sapete Marcato aveva assunto delle posizioni piuttosto critiche nei confronti della Lega Nazionale, non certo di quella del Veneto e del presidente Zaia. Io direi che tra poco, probabilmente appena sarà terminato l'intervento dal palco, noi riusciremo ad avere il presidente Zaia al microfono, per cui direttore io ti richiederei la linea tra poco. Aggiungo soltanto che c'è stata la protesta delle opposizioni, il Partito Democratico in particolare ha deciso di disertare questo evento che è proprio la giornata dell'autonomia a 7 anni dal referendum. Visto che è in chiusura, credo, l'intervista di Belpietro, chiedo al regista Renato Cappoia se possiamo tornare, tanto doveva finire a mezzogiorno, vediamo, saranno le fasi conclusive, poi andiamo avanti ovviamente con la cronaca. Sentiamo. Soprattutto con le caratteristiche del nostro paese. Il nostro paese non è mai stato
è il paese delle identità, il grande valore del nostro paese è quello, sono le identità, le peculiarità. Pensa solo che abbiamo 4.500 prodotti tipici, dà una dimensione di quanto strano sia sto paese, non parlo di tutto il resto. E io penso che l'autonomia sia un'esaltazione di tutto quello che ancora oggi non siamo riusciti a valorizzare e sia una grande opportunità. Però guarda, alla fine io la chiuderei così: l'autonomia o la facciamo per scelta o la dovremo fare per necessità, perché andrà a finire così. Perché se non la chiami autonomia ma la chiami progetto e riforma di efficientamento del paese, finiamo lì alla fine, che devi dare competenze ai territori affinché sgambino e facciano veloci. Bene, grazie a tutti quanti. A tutti. Grazie Governatore. Grazie. Allora, si è chiuso così l'incontro tra Maurizio Belpietro, l'intervista del direttore della Verità a Luca Zaia nella giornata dell'autonomia celebrata a Venezia, la polemica assenza delle opposizioni che, come sapete, hanno raccolto firme per un referendum abrogativo del DDL Calderoli, che è diventato legge il 26 di giugno. Andiamo alla cronaca e andiamo subito in diretta da Lina Paronetto a Jesolo, perché è affiorato nella foce del Piave un cadavere, potrebbe essere quello di Gianfranco Zamuner. A te Lina. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, dici bene, siamo qui con Alberto Pivetta proprio alla foce del Piave a Cortellazzo, dove questa mattina intorno alle 7:30 è riaffiorato dall'acqua del Piave il corpo di una persona. Corpo naturalmente irriconoscibile, direttore, perché parliamo di un incidente, dovesse trattarsi proprio di Gianfranco Zamuner, 78 anni, di Musile, ma gestore insieme alla famiglia del notissimo ponte di barche di Fossalta di Piave. Ecco, dovesse trattarsi di lui e di quell'episodio, parliamo del 9 di ottobre, quindi un corpo rimasto in acqua per 13 giorni ormai, quindi in condizioni naturalmente deteriorate, e serviranno degli approfondimenti, degli accertamenti per dargli un'identità certa. Tutto fa pensare naturalmente che possa trattarsi proprio di Zamuner. Lo ricordiamo, nel tentativo di issare a riva, durante le manovre che probabilmente aveva compiuto molte volte il 78enne, di issare a riva il ponte di barche, come detto, gestito dalla famiglia Fossalta, era scivolato in acqua. Immediate le ricerche, parliamo di un fiume, il Piave, tra l'altro, che si è più volte ingrossato e poi ridotto. In queste giornate abbiamo avuto diversi episodi di maltempo. Le ricerche sono scattate subito, non erano semplici dall'inizio, e tutto purtroppo faceva pensare che l'epilogo tragico sarebbe avvenuto proprio in questa zona qui, dove appunto questa mattina intorno alle 7:30 un pescatore, ne vedete diversi qui intenti proprio a pescare in questa zona in cui il Piave sfocia al mare, ecco, un pescatore ha segnalato la presenza di questo corpo. Lì in fondo Alberto vi sta mostrando la darsena e la zona non solo col porticciolo ma anche con i locali all'altezza del ristorante Pescatori. C'è stato questo ritrovamento. Sul posto si sono portati immediatamente carabinieri, guardia costiera, vigili del fuoco per recuperare il corpo, che poi è stato ricomposto e messo a disposizione naturalmente di autorità giudiziaria e di famiglia per quello che sarà necessario, il riconoscimento appunto per avere la certezza. Di certo si pensava appunto che il Piave potesse restituire proprio in questa zona il corpo di Zamuner. Consideriamo che, come detto, le ricerche non si sono mai interrotte in questi 10 giorni, 13 giorni. Pochi giorni fa proprio i vigili del fuoco a livello veneto ci avevano dato conto di 3 persone scomparse che si continuava a cercare in diverse località della regione. Uno era proprio Zamuner. Si è tentato con diversi strumenti, ma appunto il sospetto che fosse proprio il fiume purtroppo alla fine a restituire in questa
in questa zona, in questa località, il cadavere probabilmente si è avverato. Con grande dispiacere, grande cordoglio, perché l'attività è molto conosciuta, la famiglia è molto conosciuta, lo stesso Gianfranco Zammunera è persona nota e vittima. Se davvero ci sarà la conferma della sua identità, dell'identità di questo corpo recuperato stamattina, di un drammatico incidente. Allora, direttore, io direi che qui da Cortellazzo per il momento è tutto. Con Alberto Pivetta ci spostiamo in altra zona. Se ci sarà necessità vi richiederemo la linea. Lina, grazie molte. È del tutto probabile che sia proprio il corpo di Gianfranco Zammunera, ma non c'è ancora una conferma, come diceva Lina Paronetto insieme all'operatore Alberto Pivetta. Adesso andiamo a Padova, perché ieri abbiamo dato la notizia dell'arresto. Agli arresti domiciliari sono finiti 2 imprenditori che sarebbero responsabili dell'attentato incendiario contro case e abitazioni a Vigonza, subito in diretta da Valentina Visentini. Sì, buongiorno da Padova. I due titolari dell'azienda di trasporti, padre e figlio, sono Silvano e Teo Arcolin, 67 e 35 anni, di Campodarsego. Sarebbero loro appunto che i responsabili che hanno proprio messo in pratica le loro minacce che avevano più volte rivolto negli ultimi mesi sia al capotecnico comunale di Vigonza, ma anche ad alcuni residenti di via Rigato, che avevano segnalato l'abuso edilizio nell'area che la famiglia di imprenditori utilizzava come parcheggio e deposito dei loro mezzi. Ne era seguita una vicenda giudiziaria. TAR e Consiglio di Stato avevano dato ragione ai residenti che avevano segnalato l'abuso edilizio, e il tecnico comunale che aveva poi seguito la pratica e disposto lo sgombero era diventato l'oggetto principale delle minacce di questi 2 imprenditori, che sono finiti sabato agli arresti domiciliari dopo l'indagine della procura e dei carabinieri, all'indomani dei 2 incendi che si erano appunto sviluppati il 1° maggio e il 16 settembre di quest'anno nelle 2 abitazioni. E secondo il giudice, per le indagini preliminari c'era la concreta pericolosità di reiterazione del reato, quindi i 2, padre e figlio, avrebbero potuto agire ancora, e quindi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Fondamentali le intercettazioni, perché più volte sono state registrate frasi del tipo: gliela faremo pagare, bruceremo tutto, diamo fuoco a tutto, in questi mesi. E quindi, vista la pericolosità per padre e figlio, Silvano e Teo Arcolin, sono stati disposti gli arresti domiciliari a Campodarsego. Ma ricostruiamo la vicenda anche alle parole del sindaco di Vigonza, che in questi mesi è stato accanto ai suoi concittadini. Lui stesso ha avuto in queste ultime settimane anche una vigilanza, perché comunque le minacce erano sempre più plateali e pesanti. E quindi ricostruiamo questa vicenda nel nostro servizio e restituisco la linea allo studio. Le minacce e gli atti intimidatori, prima a voce, poi messi in pratica con gli incendi. Da gennaio a settembre l'escalation di violenza messa in atto da padre e figlio, titolari di un'impresa di trasporti e domiciliari da sabato, con l'accusa di essere gli autori degli attacchi incendiari ai danni di residenti in via Rigato a Vigonza. Silvano e Teo Arcolin, 67 e 35 anni, sono accusati di atti persecutori e incendi dalla procura di Padova, che ha condotto le indagini insieme ai carabinieri dopo il rogo delle auto e del garage del capotecnico comunale di Vigonza, avvenuto il 1° maggio, e quello della casa di un vicino, avvenuto a metà settembre. Il dipendente comunale aveva seguito la pratica che aveva portato allo sgombero dell'area che l'impresa degli Arcolin usava come deposito mezzi, mentre i vicini di casa erano stati i primi a segnalare l'abuso edilizio nell'area sotto accusa. La vicenda era finita in tribunale. TAR e Consiglio di Stato avevano riconosciuto le irregolarità e avevano imposto la cessazione dell'attività e il ripristino dell'area, ridata poi al comune. Nel mirino di padre e figlio, intercettati per mesi dopo il rogo di maggio a casa del geometra comunale, anche il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. La vicenda era finita in tribunale.
TAR e Consiglio di Stato avevano riconosciuto le irregolarità e avevano imposto la cessazione dell'attività e il ripristino dell'area ridata poi al Comune. Nel mirino di padre e figlio, intercettati per mesi dopo il rogo di maggio a casa del geometra comunale, anche il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro. Dai tabulati telefonici degli Arcolin sono emerse conversazioni dai toni violenti e minacciosi, facendo riferimento alla volontà di bruciare case e auto delle persone ritenute responsabili dello sgombero dell'area da loro utilizzata come deposito. Nelle ultime settimane i carabinieri pattugliavano la zona dove risiede il sindaco e per i residenti di Via Rigato sono stati mesi di angoscia. Ora la misura degli arresti domiciliari dei 2 imprenditori e i cittadini di Vigonza tirano un sospiro di sollievo. Oggi sono sicuro che i residenti di Via Rigato tireranno un sospiro di sollievo e anche un po' tutta la comunità di Vigonza. Servizio di Valentina Visentin, il fattaccio di Verona, cioè l'uomo nordafricano, anzi centroafricano, che è stato ucciso da un agente di pubblica sicurezza, che è stato messo sotto indagine e che dice non avevo alternative, ed è ancora sotto shock questo agente della polizia ferroviaria che è indagato dalla procura di Verona. L'uomo lo aveva, come ricorderete, aggredito con un coltello. 3 colpi di pistola, uno finito contro il petto del 26enne che avanzava con il coltello in mano, il migrante a terra, morto, lo sconcerto e ora un fascicolo della procura destinato a riaprire un dibattito mai sopito. Eccesso colposo di legittima difesa è l'ipotesi di reato con il quale è iscritto nel registro degli indagati l'agente della Polfer che ha ucciso Diarra Moussa, giovane del Mali, che nelle 2 ore precedenti aveva messo sotto scacco l'area della stazione di Verona. Dopo il post di Matteo Salvini, quel non ci mancherà che ha fatto molto discutere, arriva dopo l'apertura del fascicolo anche la reazione dei sindacati di polizia. Ricordiamo, scrive Felice Romano, segretario del SIULP, che i poliziotti hanno pochi istanti per poter decidere come reagire di fronte a situazioni emergenziali e non lo fanno certo a cuor leggero. Il collega sembra essere stato costretto, ribadiamo costretto, a usare l'arma e ha immediatamente soccorso l'aggressore che stava morendo. Basterebbe questo a capire che sotto quella divisa c'era una persona dotata di un profondo senso di umanità che dovrà portare per tutta la vita il peso di quei brevi, drammatici momenti. La tragedia si è consumata al termine di ore di tensione. Alle 5:30 nel piazzale della stazione Porta Nuova, Diarra Moussa, migrante irregolare avviato verso un percorso di lavoro, ha aggredito 2 vigili impegnati nei rilievi di un incidente tra 2 motorini. Nello scontro l'uomo ha buttato a terra un agente per poi colpire alcune vetrine all'interno della stazione. 2 ore dopo il giovane si aggirava con un coltello in mano. Un assistente capo della Polfer gli ha chiesto i documenti, ma il 26enne non ha abbassato la lama e ha continuato ad avvicinarsi. A questo punto l'agente ha sparato 3 volte. Il procuratore capo di Verona Raffaele Tito spiega: l'uccisione del 26enne è inserita certamente in un contesto di legittima difesa posta in essere dal poliziotto. Tuttavia le indagini sono ora orientate a valutare se vi sia stato o meno una condotta colposa. L'ipotesi colposa, fa presente il magistrato, si ha quando c'è una reazione di difesa esagerata. Non c'è la volontà di commettere il reato, ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa. Il Partito Democratico regionale, intanto, con una nota di Vanessa Camani e Anna Maria Bigon, sostiene che da un lato non si può minimizzare la pericolosità della vittima, ma al tempo stesso risulta vergognoso l'ennesimo sciacallaggio della destra su questa vicenda. Il riferimento è anche alle polemiche sulla sicurezza in città sollevate dall'ex sindaco di Verona, l'europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, che pur stigmatizzando le parole di Salvini di ieri, si dice contrario a una indagine sulla gente. Questo fuori di testa, armato di coltello, aggredisce la polizia si difende. Per fortuna non si è ferito un poliziotto o qualche cittadino che non c'entrava nulla, che non vuol dire essere felici perché è una bruttissima cosa, però almeno le persone innocenti non sono state toccate da questa sciagura. Il punto è il prima, perché questo dalle 5 della mattina per 2 ore nella città di Verona, in pieno centro, questo ha fatto quello che voleva. E a Vittorio Veneto un ubriaco armato di 2 lunghi coltelli da cucina ha seminato il terrore. A dare l'allarme 2 passanti che sono riusciti ad evitare i fendenti e spaventati hanno chiamato i carabinieri. L'uomo, un 37enne del posto, è stato denunciato per minacce aggravate, ubriachezza molesta e ovviamente per il possesso dei coltelli.
Ubriaco e armato di coltelli da cucina, s'aggirava per le vie del centro di Vittorio Veneto urlando frasi senza senso e minacciando i passanti, brandendo fendenti a destra e a manca. Serata di paura a Vittorio Veneto quando un uomo nella zona delle piscine della città ha seminato il panico tra i passanti e sono stati proprio alcuni testimoni della scena ad allertare le forze dell'ordine. Nel giro di pochi minuti i carabinieri sono arrivati sul posto ed hanno bloccato l'uomo. Si tratta di un 37enne residente a Vittorio Veneto che è stato fermato dai militari dell'Arma che sono stati chiamati a intervenire perché questo soggetto inveiva in mezzo alla strada e durante la perquisizione hanno trovato 2 coltelli da cucina, quindi è stato denunciato per ubriachezza molesta e per il possesso di questi 2 coltelli. Non è la prima volta che episodi di questo tipo si verificano in città. La scorsa settimana un giovane con problemi di disagio ed in preda ad agitazione ha danneggiato numerose automobili parcheggiate. Sicuramente un applauso va alle forze dell'ordine che sono intervenute prontamente in questa situazione. Sa il fatto che questi episodi si stanno sviluppando in maniera continua nel nostro territorio. È vero che il soggetto interessato è un soggetto che ha problemi a livello psichico e noi stiamo attenzionando tutte queste realtà e attraverso l'aiuto, ripeto, delle forze dell'ordine e dei nostri servizi sociali cercheremo di far fronte a queste situazioni. Questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha adottato 7 provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di altrettanti cittadini stranieri che sarebbero coinvolti a vario titolo in una rissa scoppiata tra una cinquantina di persone lo scorso 4 aprile a Mestre. Gli agenti delle volanti della questura intervenuti sul posto avevano acquisito le dichiarazioni dei testimoni. L'indagine della squadra mobile ha consentito di identificare alcuni dei responsabili, tutti domiciliati nel comune di Venezia, e di risalire ai moventi dell'episodio avvenuto in un'area centrale della città. I 7 destinatari del provvedimento hanno il divieto di accedere nelle vicinanze dei locali pubblici, compresi all'interno del quadrilatero di Via Piave, per 3 anni. La violazione è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 fino a 24.000 euro. C'è stata una violenta rissa a San Lazzaro che ripropone i problemi di sicurezza nel quartiere. I cittadini hanno paura e chiedono maggiori controlli. La sicurezza nel quartiere San Lazzaro resta la priorità per i cittadini che vivono e lavorano in questa zona ovest di Vicenza. Il timore di essere coinvolti in aggressioni per pochi spiccioli o violenti contrasti tra malviventi è molto alto. Solo ieri l'ultimo episodio in via Luzzatti, un cittadino albanese di 47 anni è finito all'ospedale dopo essere stato aggredito nei pressi di un bar all'incrocio con via Poerio. Secondo le testimonianze ancora al vaglio degli agenti della questura, 4 uomini scesi da un'Audi scura si sono precipitati contro l'uomo armati di spranghe metalliche e coltelli, picchiandolo selvaggiamente anche con calci e pugni. Il 47enne avrebbe riportato ferite alla testa, un trauma cranico e numerose contusioni, senza fortunatamente correre il rischio di perdere la vita. Con molta probabilità un regolamento di conti che ha spaventato i cittadini. In queste zone di qua che c'è un po' buio, cosa c'è? La gente ha tanta paura, anche specialmente le donne che la sera non escono più. Poi se vai verso il centro, via le Milano, c'è un problema grande di sicurezza. Cosa sarebbe necessario? Sarebbe, non so, l'esercito, non lo so, oppure aumentare i carabinieri, polizia. Qualcosa si deve fare per forza. Fino adesso non mi è successo niente, spero che non mi succeda niente, ecco. Però ci vorrebbero forse più i vigili di quartiere come li avevano fatti mi sembra anni fa. Se fatica, come si dice, a viva con serenità, perché se ha paura, si comincia a avere timori, perché se certe persone, diremo che non sono regolari, chi ha tutte le libertà che noi altri cittadini non abbiamo. Questo è soprattutto. E cosa serve allora? Le forze dell'ordine abbiano più potere di difendere i cittadini, perché se uno da poi si alza in mano, subito viene processato. Una situazione che ha anche pesanti ripercussioni sul valore immobiliare delle abitazioni. Sul viale sicuramente c'è una diminuzione del 20-30%. Sì. È importante, sì, certo. Sì.
perché tra il problema del traffico e il problema del vissuto incide tanto. All'interno la situazione, mi ripeto, a livello di immobili è migliorativa, nel senso che comunque il prezzo è un pochino più alto se la mettiamo sul livello economico. A livello di vissuto comunque anche qui la situazione insomma è grave. In regia oggi Renato Cappoglia, Italo Morao. Andiamo a Castelfranco Veneto, dove sono entrati in azione giovanissimi teppisti che hanno incendiato dei bidoni della raccolta differenziata. Accendini, diavolina, petardi e tanta noia da smaltire. È forse per questo motivo che nella notte di sabato 2 minorenni di 16 e 17 anni e un maggiorenne di 18 anni hanno incendiato diversi contenitori dell'immondizia di Contarina per poi fuggire a bordo di un'auto guidata dal sedicenne. La loro scorribanda ha portato a 2 incendi a nord di Castelfranco Veneto. Il primo incendio ha coinvolto un cassonetto per la raccolta della carta dell'umido in via Molino di Ferro, di fronte alla scuola parrocchiale dell'infanzia. Verso le 2:35 ho visto un riflesso sulla casa là e un riflesso sull'asilo e mi sono messa di qua a vedere cosa c'era e ho visto fuoco. Il secondo incendio, più grave, a 7 km di distanza in via Poisiolo, ha interessato i contenitori della carta, dell'umido e del rifiuto secco non riciclabile di fronte all'Istituto Discepole del Vangelo, danneggiando anche la struttura di copertura in legno, episodi che a quanto pare accadevano da qualche settimana. Parlavo con i pompieri, nella settimana avevano fatto un paio di interventi del genere a Castelfranco. I carabinieri, avvisati dai vigili del fuoco, si sono subito messi sulle tracce dei presunti responsabili. La caccia ha dato subito buon esito in via Camavitto, dove i 3 sono stati individuati mentre stavano risalendo su un'auto parcheggiata col motore acceso. Pensavano di averla fatta franca. Intorno alle 4 di notte hanno fermato questi 3 giovani. Durante la perquisizione hanno trovato questi 3 accendini e con un accelerante, con della diavolina. Durante la perquisizione, oltre agli accendini e la diavolina utilizzata come accelerante, i militari hanno trovato un petardo. Sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento seguito da incendio e per altre circostanze che stiamo approfondendo. Il sedicenne è stato denunciato anche per guida senza patente, un'azione che non può essere derubricata a un disagio giovanile, commenta il sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon. Questi ragazzi adesso devono prendere consapevolezza delle proprie responsabilità. Li hanno beccati e adesso pagheranno di persona. La giustizia farà il suo corso, conclude il primo cittadino, dimostrandosi comunque comprensivo data la giovane età dei coinvolti. Se le famiglie hanno bisogno, l'amministrazione c'è, che chiedano aiuto e cercheremo di essere a fianco. Servizio di Nicola Marcato, e c'è un'indagine della Procura di Rovigo sulla scomparsa di Rossella Zanin, la 59enne che era caduta in un laghetto di pesca sportiva. Potrebbe essere effettuata l'autopsia quanto prima. Potrebbe essersi tuffata nel laghetto per riprendere il suo cagnolino. È questa l'ipotesi più probabile all'origine della tragedia avvenuta domenica pomeriggio nell'oasi No Stress di Deserto d'Este, dove è morta Rossella Zanin, 59enne, caduta nelle acque del piccolo lago per la pesca sportiva. La Procura di Rovigo ha aperto un'indagine e nelle prossime ore dovrebbe decidere se effettuare l'autopsia sul corpo della donna. Non è escluso infatti che la 59enne possa aver accusato un malore ed essere finita accidentalmente in acqua. Purtroppo non ci sono testimoni della tragedia. Il compagno di Rossella Zanini infatti si era fermato a chiacchierare con un pescatore e poco dopo ha visto ritornare il cagnolino tutto solo e bagnato. Insospettito è corso a cercare la compagna, trovandola esanime in un punto del lago seminascosto dalla vegetazione. Momenti di paura ieri sera a Vigo d'Arzere per l'incendio di una mansarda nel sottotetto. Nessuno è rimasto ferito. Tanta la paura, ma nessuno è rimasto ferito. Nell'incendio di una mansarda scoppiato in via Roma a Vigo d'Arzere, le fiamme si sono sviluppate intorno alle 18 di ieri pomeriggio e presto dalla mansarda sono passate al sottotetto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Padova con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala, il carro aria e 11 operatori, fondamentale per evitare che il rogo si estendesse al resto dell'abitazione. Sono in corso indagini per capire l'origine dell'incendio.
E continuano i furti, davvero una razzia senza fine nelle abitazioni, ma anche nei negozi, nelle aziende. All'indomani della manifestazione in piazza dell'associazione Furti in Corso, la Questura annuncia una stretta e il massiccio potenziamento dei controlli della Questura di Treviso. Contrasto ai furti in abitazione per la polizia diventa l'obiettivo numero 1. Da questa settimana via il rafforzamento dell'attività di controllo del territorio, chiesti rinforzi anche degli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Padova per presidiare l'intera provincia di Treviso. La decisione della questora Alessandra Simone, tematica molto sentita che mina la percezione di sicurezza dei cittadini, scrive in una nota: la polizia darà il massimo per prevenire questi fenomeni. La linea netta della questura punta non solo a prevenire ma anche a far fronte dunque al problema, chiedendo settimanalmente, sulla base delle necessità, la presenza sul territorio di Treviso, dell'Interland e del Coneglianese degli uomini del reparto prevenzione crimine di Padova, che pattuglieranno, in aggiunta al lavoro delle volanti, i luoghi più colpiti dai furti. La questora ha deciso dunque di dare un segnale forte di attività sul territorio. Nonostante il trend che vede in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno i furti nella Marca, la loro incidenza fa sentire poco sicuri i cittadini, come ha testimoniato la grande partecipazione alla manifestazione dell'associazione Furti in Corso. Questo comunicato stampa arriva all'indomani della manifestazione per la sicurezza, della giornata per la sicurezza, che c'è stata proprio ieri a Treviso con tanti partecipanti sindaci. Quindi un grazie di cuore, nella speranza che a breve ci possiamo anche trovare e stringerci la mano, così da portare anche fisicamente i ringraziamenti dei cittadini, perché forse dopo tanti anni è la prima volta che un'istituzione risponde a una chiamata dei cittadini di aiuto. Dalla questura inoltre le raccomandazioni e i consigli ai cittadini per tutelare al meglio le proprie abitazioni e affetti, dal lasciare, se non si è in casa, una luce o radio accesa, non far sapere a terzi se si possiedono oggetti di valore, non accumulare posta così da far sembrare l'abitazione vissuta, rendere sicure porte e finestre e dotarsi di sistemi d'allarme. Non ultimo, proteggere con una cassetta metallica chiusa a chiave l'interruttore della luce se esterno all'abitazione. Non entrare se al ritorno si trova la porta aperta o chiusa dall'interno. Servizio di Edi Kaliman, andiamo a Belluno, dove sono saliti a 10 da inizio anno gli ammonimenti emessi dal questore nei confronti di responsabili di atti violenti su persone legate attualmente o in passato da relazioni sentimentali. A pochi giorni dalla firma del protocollo fra Procura e Questura, stamattina il questore ha firmato un nuovo provvedimento. Sentiamo Tiziana Bolognani. Sono 10 da inizio anno i provvedimenti di ammonimento emessi dal questore di Belluno in materia di violenza di genere. Percosse, lesioni personali, violenza privata, stalking sono i reati più frequenti posti all'attenzione delle forze di polizia dalle donne, che in oltre il 90% dei casi sono le vittime principali di un fenomeno di cui il bellunese non difetta. L'ultimo ammonimento in ordine di tempo è stato firmato questa mattina. Non sono pochi dall'inizio dell'anno, sono circa una decina. Questo che cosa sta a indicare? Sta a indicare che innanzitutto il fenomeno viene portato maggiormente a nostra conoscenza. Questo consente appunto a me, nei casi in cui si ritiene possibile intervenire con questo provvedimento, di farlo senza indugio. Proprio la settimana scorsa Procura della Repubblica, con la procuratrice capo facente funzioni Roberta Gallego, e Questura con il questore Francesco Zerilli, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di ammonimenti. Nella maggior parte dei casi, ripeto, non sempre, non in tutti i casi, bisogna valutare caso per caso, ma nella maggior parte dei casi questo provvedimento è efficace. Il soggetto, cioè, si ferma perché capisce che è stato acceso un faro da parte delle forze di polizia su quello che lui sta facendo. Il percorso istituzionale di collaborazione fra attività giudiziaria e amministrativa ha il fine di arginare, controllare, impedire gli episodi di violenza fra le mura domestiche, ma il cammino appare lungo e faticoso, come le cronache purtroppo confermano quotidianamente. Quello che è fondamentale è essere sempre di più messi a conoscenza. Quindi da questo punto è importante che ci sia una sensibilizzazione. Io vi ringrazio dell'attività che fate, perché più ci si rende conto che noi possiamo aiutare le donne che stanno subendo situazioni di questo tipo,
e più insomma riusciremo a fare la nostra parte. Abbiamo aperto con la giornata dell'autonomia a 7 anni dal referendum del 2017, un evento organizzato dalla Regione nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia, alla presenza di costituzionalisti, di politici, di autorità civili, militari e religiose e ovviamente poi c'è stata l'intervista del direttore della Verità Maurizio Belpietro a Luca Zaia e così si è chiusa la giornata. Siamo andati a sentire i bassanesi sull'autonomia che è diventata legge. Il 26 giugno il DDL Calderoli è stato votato dal Parlamento e quindi da Camera e Senato. La legge è stata promulgata dal Capo dello Stato. Adesso le opposizioni hanno raccolto firme per un referendum abrogativo. Sentiamo cosa hanno detto ai nostri colleghi di Bassano i cittadini. Sono passati esattamente 7 anni dal referendum per l'autonomia in Veneto. Di tempo ne è trascorso tanto, qualcosa si è mosso, ma oggi, in questo speciale anniversario, abbiamo voluto chiedere ai bassanesi se credono ancora nell'autonomia, se questo progetto si realizzerà e se effettivamente questo sia o meno il governo giusto per chiudere il cerchio. Lei cosa ne pensa? Ci crede? Arriverà questa autonomia? Ci credo molto poco, le dico la verità, perché sono passati tanti anni e poi molti hanno cambiato idea, che sia di destra e anche di sinistra, non è un problema di partiti questo, insomma, ecco. Sarebbe una buona cosa, però bisogna che rivedano un po' tutte quante le materie perché non tutte possono andare bene, insomma, ecco, questo sicuramente. Io spero di sì. Chissà che il governo ci dia questa autonomia e possiamo liberarci un po' dei problemi che abbiamo, o no? Speriamo di sì. Speriamo che arrivi, speriamo, si spera sempre. Secondo lei questo è il governo giusto? Cioè, insomma, la strada tracciata porterà all'autonomia? Ma chi lo sa? Quanto servirebbe l'autonomia qui in Veneto? Servirebbe, sì. Certo che servirebbe in Veneto. Guarda in Trentino. No, io ci crederei se il popolo ha ragione, ma evidentemente i referendum non servono a niente in Italia. Tutto qua. Secondo lei questo è il governo giusto per arrivare all'autonomia? Dovrebbe, ma non arriveremo perché sono patriottici troppo. Voi ci credete? Arriverà l'autonomia? No, non ci credo. Lei non ci crede? No, io penso di sì. Dai, se la mettiamo duro ce la facciamo. Questo è il governo giusto per arrivare a chiudere il cerchio? Apriamo la scatola, apriamo la scatola e andiamo a vedere cosa c'è dentro, dai. Quanto servirebbe al Veneto l'autonomia? 100%. Se il Veneto fosse 30 km più a nord, Primolano, saremmo la Svizzera dell'Italia. Lei ci crede ancora? Ci spero, soprattutto. Dopo credere, bisogna chiedere a Roma cosa, però sono uno positivo per il fatto dell'autonomia. Secondo lei questo è il governo giusto per chiudere il cerchio? Beh, viste le promesse precedenti, credo di sì. Intervista di Alex Giuliano, quindi pessimismo, rassegnazione, ottimismo, fiducia, sfiducia, insomma sono un vasto campionario di sentimenti per l'autonomia. Dopotutto sono passati 7 anni da quel referendum e quindi le persone rispetto alla scritta su quella bandiera che noi teniamo sempre a focus, autonomia subito, sono a volte anche scettiche, però sono battaglie lunghe che si devono vincere passo dopo passo. E l'autonomia è diventata legge, ormai la legge c'è, bisogna adesso riempire l'autonomia di contenuti. A Bassano del Grappa restiamo lì perché polemiche sul rientro in maggioranza dell'ex sindaca Elena Pavan. Sentiamo Ferdinando Garavello.
Avere un voto in più dovrebbe essere un fatto positivo quando si parla di politica a tutti i livelli. Non sembra però essere il caso del comune di Bassano, la cui maggioranza è cresciuta di un'unità passando da 15 contro 9 a 16 contro 8. Il passaggio, il cui clamore ancora risuona nelle stanze di via Matteotti e nel dibattito politico locale e non solo, è quello di Elena Pavan. La sindaca in carica dal 2019 al 2024 si è iscritta a Fratelli d'Italia, partito che l'aveva sostenuta al primo turno a giugno e che poi si era alleato con Nicola Finco ricomponendo il centrodestra. Pavan, rimasta per 4 mesi sui banchi della minoranza, ha anche contestualmente annunciato il suo appoggio alla maggioranza. Ora è proprio il partito di Giorgia Meloni a essere il più rappresentato in Consiglio Comunale, 5 rappresentanti, 1 in più della Lega. Sui banchi della minoranza rimane Paola Teosini, eletta nella lista civica di Elena Pavan. Quest'ultima tornerà quindi a sedersi sui banchi alla destra della presidenza, trovandosi gomito a gomito con tante persone che nell'accesa campagna elettorale di primavera erano state avversarie. Parla esplicitamente di salto della quaglia il Partito Democratico Bassanese, che sottolinea in una nota un altro aspetto politicamente pesante proprio in queste ore. Pavan infatti è anche consigliera dell'Unione Montana Bassanese, ma lo è come rappresentante della minoranza di Bassano. Ora che della minoranza non fa più parte, dice il PD, dovrebbe dimettersi e lasciare spazio a qualcun altro. Proprio oggi alle 18 l'organismo sovracomunale è convocato per parlare della polizia locale, organo oggi condiviso da 5 comuni, ma del quale Bassano vorrebbe riprendere il controllo. Ebbene, proprio Elena Pavan è stata la prima firmataria di una mozione urgente nella quale, assieme ai colleghi Rettinò e Remonato, loro sì esponenti della minoranza di centrosinistra bassanese, ha chiesto chiarimenti e dati oggettivi sull'attività della polizia locale e sulle prospettive di sviluppo dell'Unione. Ma quella firma è stata ritirata nelle ultime ore, lasciando comunque la mozione in discussione. Gli effetti del ritorno di Pavan in maggioranza si potranno vedere dunque a breve. Pare evidente che gli umori della sua nuova maggioranza e dei suoi assessori non siano proprio così sereni. Servizio di Mirko Cavallin, invece Ferdinando Garavello ci racconta quali sono state le durissime reazioni dell'opposizione, della minoranza. Il passaggio di Elena Pavan in Fratelli d'Italia e l'ingresso dell'ex sindaca nella maggioranza di Nicola Finco ha suscitato parecchio clamore anche fra le opposizioni cittadine, che si dividono esattamente a metà. C'è chi ha già pronto il popcorn per assistere ai fuochi d'artificio che la novità sembra dover originare in tempi anche piuttosto rapidi, e c'è chi spara ad alzo zero. Per il Partito Democratico Cittadino, ad esempio, Elena Pavan entra in una maggioranza che finora non ha fatto altro che scaricarle addosso tutte le responsabilità che, citiamo da una nota giunta in redazione, Finco non riesce a gestire. Ma c'è anche un'altra questione che va oltre la lettura politica, è la situazione legata all'Unione Montana, dove Pavan rappresenta le minoranze consiliari bassanesi. Per questo il PD chiede le sue dimissioni immediate dall'organismo. Della stessa opinione anche Gianni Zen. Credo sia una cosa ovvia, non occorrerebbe neanche chiederlo, cioè fa parte della normalità. Se lei è stata nominata in quota minoranze, è chiaro che uscendo dalle minoranze dovrà lasciare il posto a qualcun altro. La faccenda casca a fagiolo perché domani in Unione Montana verrà discussa una mozione a firma dell'ex sindaca che critica fortemente la posizione dell'amministrazione di Nicola Finco sulla vicenda dei vigili di Bassano all'interno dell'Unione. La stessa Pavan ha comunicato che toglierà la firma del provvedimento, che però verrà discusso e votato dall'Assemblea. Unione Montana a parte, sono in molti a puntare il dito contro il ribaltone politico delle scorse ore. Sono gli elettori che decidono chi è maggioranza e chi è opposizione, per cui i salti non sono mai cosa apprezzabile né a livello nazionale né a livello locale, ed era giusto ribadire questo. Poi si rispetta la sua scelta, ma una cosa è entrare in un gruppo, un'altra cosa è in qualche modo sconfessare quella che è stata la scelta degli elettori di stabilire chi è maggioranza e chi è minoranza. E il terremoto politico di Rossano Veneto, dove il sindaco ha tolto le deleghe al suo vice Morena Martini, che non ci sta e rispedisce al mittente le accuse.
Siete contenti che qualcuno ha ribaltato l'esito delle votazioni? Voi siete andati a votare, avete scelto un sindaco, Marco Zonta, ed una squadra. E il sindaco Marco Zonta e la squadra hanno vinto le elezioni. Adesso, senza nessun motivo, senza nulla, non c'è un documento, non c'è niente che attesti che i suoi consiglieri di maggioranza lo vogliono sfiduciare, non l'hanno mai fatto, improvvisamente nel giro di una notte, come dice lui, si mette d'accordo con le opposizioni. Si rivolge direttamente ai suoi concittadini Morena Martini, che di punto in bianco si è ritrovato con il ruolo di vice sindaco e con le deleghe ritirate dal primo cittadino di Rossano, Marco Zonta. Ma lei non ci sta e dopo la notizia del ribaltone in consiglio comunale, con la maggioranza e l'opposizione che marciano unite, parla chiaramente di inciuccio di palazzo e si chiede se ci siano motivazioni diverse da quelle politiche. Quali sono gli interessi personali? Quali sono? Che cosa si nasconde dietro a questo cambio totale di rotta che tradisce ognuno di voi? Lo scopriremo vivendo. Insomma, secondo l'ex sindaca, l'assetto con cui Rossano era stata governata dalle elezioni in poi rispecchiava il sentimento popolare e soprattutto il voto, con una maggioranza e un'opposizione i cui ruoli erano molto chiari. Quelli di maggioranza continuano a sostenerlo, almeno ad oggi hanno ricevuto solo un WhatsApp, pensate, con un WhatsApp li ha licenziati. Con me non ha neanche mai voluto parlare, l'ho saputo alla mattina quando ho aperto la porta, quindi una mancanza di dialogo totale che secondo me era già decisa da tempo e queste due componenti avevano già architettato a spese vostre, a spese dei cittadini di Rossano. Morena Martini mette in fila quindi quel che è stato fatto durante i suoi mandati da prima cittadina. Ho fatto passare a Rossano indenne da quella che è stata l'emergenza Covid, portato a Rossano 10 milioni di euro a fondo perduto per fare opere, la maggior parte delle quali sono già state finanziate. Stiamo ultimando le ultimi, i lavori, che se ne dica, non si sono mai fermati. E alla fine c'è spazio anche per una frecciata al sindaco. Prima di dare retta a chi è capace di raccontare bugie, vi chiedo veramente una riflessione di pensare a tutto il periodo di pace e di serenità che abbiamo vissuto nei 10 anni del mio governo, dove vi ho sempre informato costantemente di quello che facevo, cosa che continuerò a fare, a differenza del sindaco che in 1 anno e mezzo non ha mai fatto nessuna riunione per informarvi di quello che succedeva in comune. A Treviso Forza Italia ha presentato 7 amministratori locali che da rappresentanti di liste civiche hanno deciso di aderire al partito degli Azzurri e a sorpresa tra il pubblico è spuntata anche Rossella Cendron, il sindaco di Silea, una presenza che non sarà sicuramente passata inosservata ai vertici del Partito Democratico. È da un po' di anni che penso da sindaco civico ad avere un punto di riferimento, per le varie necessità che un'amministrazione comunale si trova ad avere. E Forza Italia penso sia il contenitore giusto per noi civici. È uno dei 7 amministratori locali da liste civiche che da oggi fa parte di Forza Italia. Gli altri sono a San Zenone, oltre al sindaco, il consigliere Bruno Pellizzari, mentre ad Altivole Joy Daniel, Rosy Silvestrin ad Asolo, Emanuela Parchi a Villorba e infine Roberto Nicoletti e Luca Ballan a Vedelago. Frutto del lavoro dei coordinatori del partito che hanno permesso anche di portare 3 azzurri al governo della provincia di Treviso. Forza Italia si è alleata con i sindaci civici e insieme si è ottenuto il 20%, più del 20% del risultato sulla provincia. Quindi vuol dire che Forza Italia è attrattiva verso chi non era iscritto ai partiti tradizionali del centrodestra ma si riconosce in questi valori e quindi questo è utile anche, è positivo in vista delle elezioni regionali. Una presentazione nel giorno dell'inaugurazione, seppur informale, della nuova sede provinciale di Forza Italia lungo la Noalese a ridosso dell'aeroporto Canova, che non servirà solo ad iscritti e simpatizzanti. È uno sportello per i cittadini. A me piacerebbe per esempio riuscire a dare alla signora Maria del Terzo Piano la lettura del suo bilancio condominiale, che a volte c'è di tutto e non sa darsene una risposta. Un luogo comune per chi si riconosce politicamente al centro, che non guarda solo a destra. Non a caso Granello, per la fotoricordo delle nuove adesioni, ha voluto anche il sindaco Rossella Cendron, anche lei civica, con uno sguardo però al centro-sinistra. Una presenza che certamente non passerà inosservata ai vertici del Partito Democratico trevigiano.
Lei viene da un'esperienza della Lega, quindi un po' più spostata a destra, adesso più centrale, c'è chi dice che state cercando di ricostruire la DC Veneta qui. Allora, la Lega, come la intendevo io e per il quale ho aderito, non era né di destra né di sinistra, ma era puntata alla difesa del territorio e del volere di quello che i nostri cittadini si auspicano di poter realizzare. Se tornare alla DC vuol dire ben governare, va bene anche questo. Servizio di Lucio Zanato e la Grande Vicenza, 12 comuni contermini che si sono riuniti a Palazzo Trissino per programmare le scelte future del territorio. All'incontro anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, che ha dato consigli utili ai suoi colleghi. In Veneto i sindaci condividono le buone pratiche e questa volta siamo venuti a parlare della nostra esperienza della Grande Treviso, che è una rete di comuni che mette insieme Treviso con altri 20 comuni per condividere politiche ambientali, sulla mobilità, sull'urbanistica. Insomma, sono davvero tanti i temi in contatto tra le varie municipalità, e credo che questo possa essere uno schema per il futuro amministrativo, quantomeno a livello su scala regionale ma anche nazionale, che può far bene alle comunità e ai cittadini che le vivono. Il presidente dell'Anci Veneto ha portato così la sua esperienza di primo cittadino nella realizzazione del progetto Grande Treviso, un'esperienza preziosa a cui i 12 sindaci del capoluogo berico della prima cintura urbana intendono ispirarsi per realizzare una iniziativa simile. Un progetto per la Grande Vicenza potrebbe giustificare la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali ed europei per ottimizzare le soluzioni dei problemi che accomunano le diverse realtà amministrative. Si parte con lo stilare l'elenco delle priorità. Noi pensiamo di partire dai temi da cui è partita anche Treviso, cioè la mobilità, in particolare la rete delle piste ciclabili, il sociale, le infrastrutture verdi, perché sono quelle poi che mettono insieme i comuni su cui è possibile fare squadra. A Vicenza si parla da una vita, da tantissimi anni, della Grande Vicenza. Finalmente c'è la possibilità concreta di renderla una realtà. Abbiamo voluto trarre spunto e stamattina confrontarci col sindaco di Treviso, il presidente dell'Anci Veneto Mario Conte, perché a Treviso questa attività già funziona. Treviso e Vicenza sono molto simili e per cui per noi può essere davvero un esempio da cui trarre ispirazione. Si parla di finanziamenti, si parla di progettualità. Al momento è un po' prematuro pensare a quale sarà l'importo che verrà destinato, però insomma puntiamo molto sul fatto che può essere veramente una grande opportunità per i cittadini, per i comuni che magari soffrono particolarmente in questa fase storica. Siamo tutti determinati e soprattutto quello che mi è piaciuto, quello che ha detto il Presidente Conte, che fa parte di questo gruppo di Grande Vicenza, le porte sono aperte sia in entrata che in uscita, quindi nessuno obbliga nessuno, dobbiamo essere tutti coinvolti e tutti convinti soprattutto di portare avanti questo progetto. Una notizia dalla prima pagina del giornale di Vicenza Online: dal Bassanese in scooter contro il camion di Etra, muore 2 mesi dopo l'incidente. Luciano Dal Sasso di Pozzoleone era in coma da agosto, aveva 67 anni. La procura ora indaga per omicidio colposo. Andiamo 2 minuti in pubblicità e torniamo subito da voi. Poteva andare peggio con l'ultima ondata di maltempo, poteva andare come in Emilia-Romagna. Per fortuna in Veneto ci sono i bacini di eliminazione, quindi i danni sono stati contenuti, però tantissima pioggia, terreni agricoli inzuppati dall'acqua in molte parti delle nostre province. Questa ondata di maltempo ha messo il KO una parte dell'agricoltura. Si fa fatica infatti a raccogliere perché i macchinari non riescono a solcare il terreno fradicio e le radici della soia sono compromesse. Ci racconta tutto Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina, che sono andati ad Arcugnano dall'imprenditore agricolo Gino Bedin.
Danni da maltempo, terreni che restano inzuppati per le forti piogge dei giorni scorsi. Siamo in un campo di soia con Gino Bedin, che è un imprenditore agricolo e che oggi ci fa una stima dei danni subiti. I danni sono notevoli perché proprio in questi giorni l'alluvione ha sommerso tutte le culture, in modo particolare la soia che non era ancora stata raccolta, ma mi viene da pensare anche a tutte le colture orticole che veramente hanno avuto un danno notevolissimo sull'ordine del 70-80%. Invece quello sulla soia si attesta? Il danno sulla soia non è ancora perfettamente quantificato, ma si presume intorno al 40%. Lei diceva abbiamo difficoltà a raccogliere. Abbiamo grosse difficoltà perché il terreno è inzuppato, non si riesce ad entrare con i mezzi, ma soprattutto la soia che è stata sommersa dall'acqua comincia a germogliare. I bacelli più verso terra, quelli più bassi, cioè quelli più produttivi, cominciano a germogliare. Ecco, per darci la dimensione del danno, ci mostri pure che cosa sta succedendo. Come potete vedere qua la soia che è stata intaccata dall'acqua e queste macchie sono sintomo di un prossimo germoglio. Poi lei faceva riferimento anche all'alternanza tra piogge fortissime, siccità che vanno a compromettere proprio l'andamento delle produzioni. Sì, siamo passati da quest'estate con un'estate torrida dove le culture hanno sofferto, in modo particolare quelle arboree, ha un autunno che non ci permette di seminare tutte le culture invernali, orzo, frumento e quant'altro, ma che ci ha dato anche grosse difficoltà nella raccolta e ha spostato tutti i tempi in avanti rispetto alla stagionalità. Questo è un SOS che arriva un po' dall'agricoltura, siete in difficoltà? Siamo in difficoltà, a noi i cambiamenti climatici, come li definiscono adesso, ci mettono veramente in grossissima difficoltà, perché noi lavoriamo all'aperto, perché anche le piante, le culture hanno bisogno di un certo tipo di clima. Lo stiamo perdendo però in maniera velocissima e non riusciamo ad adeguarci. Avete sentita questa la situazione allarmante dell'agricoltura nel Vicentino? Sì, davvero grossi problemi, grazie a Luisa Bertina. Simone Squarcina, raccontati spesso nella rubrica di Lucio Zanatto, Agricoltura, una rubrica su Rete Veneta molto, molto seguita. E il lavoro che sta portando avanti il Consorzio di Bonifica Brenta per la gestione delle acque diventa fondamentale per la tutela della nostra agricoltura, messa in ginocchio, come abbiamo visto, dai cambiamenti climatici. Ora piogge torrenziali, ora siccità prolungata, campi completamente allagati, campi completamente aridi. In entrambi i casi un'agonia, una sofferenza per le terre che gli agricoltori cercano con sempre più difficoltà di coltivare. Ecco che mai come oggi, per cercare di contrastare gli effetti nefasti del cambiamento climatico, diventa fondamentale un lavoro di programmazione, valutazione, contenimento e controllo. È un appello che fanno soprattutto negli ultimi tempi gli addetti ai lavori, a cominciare da Coldiretti. Spesso si sente dire voi agricoltori vi lamentate perché quando piove, quando è secco perché è secco, ma questo però è anche sintomo del fatto di un cambiamento che sta avvenendo a livello climatico e che ci dà una responsabilità per quel che riguarda anche la gestione delle acque, che da qui in avanti penso che sarà un tema sempre più rilevante in futuro, soprattutto per il futuro di noi agricoltori. E siamo sempre al fianco di quel che riguarda le opere che metteranno in sicurezza non solo l'agricoltura, ma anche quel che riguarda poi il cittadino comune che si vede magari lo scantinato allagato o la fabbrica alla quale purtroppo magari in caso di inondazione macchinari da milioni di euro possono subire dei danni. Diventa fondamentale un ragionamento di squadra nella gestione idrica, agricoltori, istituzioni, consorzi di bonifica, per lavorare a 360 gradi nell'ottica della tutela del territorio e delle campagne coltivate. Abbiamo anche delle idee a riguardo, nel senso che abbiamo l'intelligenza artificiale che magari un domani potrà darci una mano per quel che riguarda le previsioni e i calcoli, per quel che riguarda le portate d'acqua.
c'è questo benedetto piano di medio invasi non impattanti da fare sul territorio che, come si diceva, devono accumulare l'acqua quando ce n'è troppa per poi distribuirla nei periodi di secca. Ecco, queste sono tutte opere che porteranno a uno sviluppo dell'agricoltura, anche perché bisogna ricordare che l'agricoltore ha un ruolo sociale nel territorio e un ruolo anche economico, non solo fine al proprio prodotto, ma, come si diceva prima, anche alle altre categorie economiche come artigiani, industriali e commercianti. L'Europa ha aperto la strada al declassamento della protezione del lupo, che oggi è diventato più vulnerabile e si potranno abbattere i predatori, e questa è l'unica soluzione, secondo il consigliere regionale Joe Formaggio. L'estate 2024 è andata in archivio con un record poco piacevole di predazioni da parte dei lupi nei confronti di vacche, pecore, asini, mufloni, caprioli e in qualche caso anche animali domestici. La situazione, specialmente in area pedemontana, è diventata insostenibile per gli allevatori e anche per i residenti, dati gli avvistamenti del predatore a ridosso, addirittura dentro i centri urbani. Secondo il consigliere regionale Joe Formaggio c'è una sola cosa da fare. Bisogna ucciderli e bisogna sparargli. È questo quello che è l'unica roba che si può fare, perché altrimenti andiamo a parlare di utopia, nel senso, ho sentito gente che vuole sterilizzarli, che vuole castrarli, che vuole farli convivere. Non c'è possibilità di convivenza tra malghe, pastori, allevatori e addirittura nelle città sotto alla pedemontana stanno arrivando, e quindi vediamo che questo è un animale con cui non si può trattare. Nelle scorse settimane il declassamento del lupo nella normativa europea ha fatto un passo avanti nella direzione di una minore protezione. L'abbattimento del lupo è l'unica scelta che si potrà fare in futuro. Adesso anche l'Europa è partita l'operazione del declassamento, credo che già il prossimo anno l'Italia possa recepire questo, la Regione Veneto possa recepire l'abbattimento e la selezione del lupo, ed è l'unica cosa da fare. Fauna, ambiente, protezione del territorio, se ne parla spessissimo ormai, e ci sono gli abbandoni dei rifiuti, che sono una pratica quotidiana, ma stavolta nel quartiere Rondò Brenta di Bassano i cumuli erano davvero record. Vediamo. Siamo in quartiere Rondò Brenta, questo è solo un piccolo esempio di quello che succede nell'eco piazzola, con cumuli di rifiuti che quotidianamente vengono abbandonati. Le testimonianze dei cittadini che sono arrivate in redazione, ma che abbiamo anche raccolto qui in quartiere, sono tutte in questa direzione. Gli operatori di Etra passano a pulire, raccolgono quel che è possibile raccogliere. Purtroppo c'è tanta gente che non rispetta le regole e lascia tanto disordine nel quartiere. Vicino alle campane del vetro troviamo una bottiglia rotta e alcune lastre spezzate. Sui fianchi e sul retro sono stati abbandonati degli stand di biancheria e un asse da stiro. Non va meglio, come spesso abbiamo documentato anche altrove, a fianco del contenitore degli abiti usati, dove la quantità e la qualità dei rifiuti è abbondante. Gli operatori di Etra nel loro percorso quotidiano ripuliscono e raccolgono il possibile, segnalando la situazione ai vertici aziendali e arrivando, se necessario, con i mezzi attrezzati per gli ingombranti. Spiace, fa sapere l'azienda, che questi comportamenti si ripetano così di frequente. Colpisce, passando nei pressi, l'odore acre proveniente dal percolato nell'area della plastica, che lascia una lunga scia di liquido. Chi conferisce i rifiuti regolarmente ha la propria tessera personale, con la quale apre gli sportelli dove gettare le proprie immondizie, e chi rispetta le regole si trova però a fare i conti con i comportamenti scorretti di altre persone. Nella piazzola, dove può e potrebbe parcheggiare solo chi porta i rifiuti, è presente anche una telecamera. Sulle immagini sta già facendo indagini la polizia locale per risalire alla responsabile o ai responsabili degli abbandoni. Talvolta, riferiscono dall'Unione Montana, può capitare a qualcuno di dimenticare la tessera o che la stessa sia smagnetizzata, ma non pare proprio questo il caso. La quantità di materiale supera la misura di una normale utenza domestica, e a poca distanza, nell'area di verde pubblico, spiccano cestini debordanti di bottiglie e pattume di vario genere, anche con sacchetti appesi al palo. Un corredo che, vicino all'adesivo che recita Bassano Pulita, stona davvero molto.
E un piano triennale per le opere pubbliche a Vicenza nel 2025, 15 milioni e mezzo di euro per nuovi interventi in manutenzione straordinaria. L'assessore Spiller dice che per il primo stralcio della nuova Bertogliana sono stati accantonati 7 milioni e mezzo di euro. È un piano triennale delle opere pubbliche dal valore di 50 milioni di euro, di cui 30 a mutuo e il resto da contributi, trasferimenti e alienazioni, quello approvato dalla Giunta per il periodo 2025-2027. L'investimento nel 2025 per le manutenzioni straordinarie e per le nuove opere ammonta ad un totale di 15 milioni e mezzo. Si parte dalla nuova Bertoliana all'ex scuola Giuriolo, per cui sono previsti 7 milioni e mezzo per il primo stralcio, che sarà anche destinato alla realizzazione del nuovo magazzino dei libri al fine di liberare i depositi di Palazzo San Giacomo. Il secondo stralcio invece è previsto nel piano del 2027. Sì, nel 2025 abbiamo previsto ben 15 milioni e mezzo a mutuo, anche sfruttando mutui non accesi negli anni passati che ci danno una maggior capacità di indebitamento. Una parte consistente la dedichiamo all'avvio dei lavori per la nuova biblioteca bertoliana, circa 7 milioni e mezzo, di cui attendiamo per fine novembre lo studio delle alternative progettuali che ci darà anche una quantificazione del numero di stralci funzionali, del loro costo e della loro possibile tempistica nella realizzazione. Sulla base di questo anche documento riusciremo a essere più precisi nella progettazione di un piano di finanziamento per completare i lavori. Circa un terzo delle risorse del 2025 saranno impegnate per le manutenzioni straordinarie. Abbiamo previsto ben 5 milioni di manutenzioni straordinarie del patrimonio pubblico, che è vasto, importante e non sempre versa in ottime condizioni. Quindi parliamo sia delle strade, dei ponti, dei marciapiedi, delle ciclabili, dell'abbattimento di barriere architettoniche, ma anche di tutta la parte a edificio, quindi le sedi ufficiali, le sedi delle circoscrizioni, le scuole, gli impianti sportivi, i musei. Sono investimenti importanti perché il patrimonio comunale è importante, ma deve essere conservato nel miglior stato possibile anche a beneficio di chi utilizza gli spazi. Opere pubbliche che verranno così finanziate. Il finanziamento di questi 15 milioni e mezzo per l'anno 25 è finanziato a mutuo, quindi entro l'anno 25 gli uffici devono presentare e approvare i progetti per presentare domanda di mutuo a Cassa Depositi e Prestiti. È una possibilità di indebitamento che il Comune può sopportare e che intendiamo sfruttare al massimo per realizzare opere e riqualificare gli spazi cittadini al meglio. Vediamo dalla Nuova Venezia le immagini di un ladro che è entrato nel ristorante Fratelli La Bufala, vedete, è entrato tranquillo, si aggira all'interno del ristorante, poi ovviamente è andato fino alla cassa, ha divelto la cassa e ha portato via quanto ha trovato. Pare non sia stato un grosso bottino, ma è davvero sconcertante la facilità con cui oggi i ladri, queste bande di ladri penetrano nelle abitazioni, nei negozi e persino nei ristoranti. E a Mestre, oltre al degrado, si iniziano a fare i conti con il fenomeno delle affittanze turistiche che sta già portando allo spopolamento, come per Venezia. Se ne discuterà ampiamente in un'assemblea pubblica. Giornalmente ci sono persone che vengono appunto disperate a lamentarsi perché magari nel loro condominio c'è un'affittanza turistica. Anche Carpenedo, che comunque era sempre considerato un'isola felice. Oltre al problema del degrado e della criminalità, ora anche Mestre si deve scontrare con il fenomeno delle affittanze turistiche. È la desertificazione sociale che questa giunta sostanzialmente ha creato all'interno di una città viva come Mestre, che sta diventando una città morta, è una città che ormai si sta allargando a quello che è il fenomeno turistico che sta
ha già preso Venezia e sta prendendo anche Mestre. Il 30% in più di affittanze si è registrato quest'anno e quindi questo significa una realtà in continuo movimento delle persone che non sono i cittadini e un mercato tra l'altro della casa che diventa sempre più difficile per i veneziani e per i mestrini. Di questo si discuterà nell'Assemblea Pubblica Casa e Sicurezza mercoledì alle 17:30 al centro civico di Via Sernaglia a Mestre. La sicurezza infatti passa anche attraverso la casa e un quartiere riesce a difendersi solo se abitato e vissuto. La presenza dei lagunari poi non è condivisa da tutti. È una pazzia pensare all'esercito, è una pazzia, vuol dire continuare a militarizzare la città invece che a sostenere la socialità. Il vigile di quartiere è un'altra cosa, perché è una persona che sta lì, che conosce la situazione, sta lì per anni, non per un giorno o mezza giornata, e perciò ti puoi anche confidare con lui, dire guarda che lì probabilmente nasce una rissa, stai attento, previeni ciò che potrebbe succedere. La situazione è destinata a peggiorare, sostengono i membri dei vari comitati, se non verranno applicate con urgenza misure efficaci come quelle su cui sta lavorando un tavolo di esperti della Rete Solidale per la Casa. Partono da modifica al regolamento edilizio che inseriscano per esempio un limite nella possibilità di mettere servizi toilette in un appartamento, che non possono essere uno per stanza, e poi per esempio un accesso, che ci dovrebbe essere un accesso singolo per ogni alloggio turistico, e poi il Comune si dovrebbe rendere garante dell'assegnazione delle case, secondo appunto la legge regionale lo prevede, in emergenza abitativa. Turisti e veneziani residenti che scivolano e rischiano di finire in acqua e rive sempre più scivolose. Le pietre della pavimentazione alle Zattere e alla Giudecca hanno bisogno di un'urgente manutenzione. A Venezia le masegne sono quelle pietre squadrate utilizzate per la pavimentazione delle rive, e in particolare alla Giudecca e alle Zattere, dove l'acqua le bagna continuamente, si registrano episodi di veneziani e turisti che scivolano e rischiano di farsi male e cadere nel canale. Il Comune spiega che appena riesce programma la pulizia, che è inserita anche nel contratto con Veritas, che ne prevede una all'anno. Il problema sono sempre i soldi, perché è un'operazione molto costosa. Certo che anche noi dobbiamo fare i conti con quella che è la disponibilità economica dell'amministrazione comunale, il motivo per cui continuiamo a dire e a chiedere il rifinanziamento della legge speciale. Noi abbiamo quantificato in una necessità di circa 150 milioni annui per poter garantire una manutenzione, perché la città ha bisogno, per la sua unicità, specificità e complessità, di avere degli interventi di carattere di continuità. In Comune non mancano i progetti di rialzo e manutenzione delle rive. Dove è stato possibile alzare le rive, penso a quell'intervento che stiamo facendo su Riva Canareggio per portarla a quota 110-115, l'amministrazione si è mossa, nel 2025 termineremo quelli che sono i lavori. Nel caso specifico della Giudecca, che è insomma oggetto di tutta una serie di considerazioni, critiche e preoccupazioni, insomma là abbiamo già una riva che è a 115-120 in alcuni punti. Oltre alle piogge è il moto ondoso a creare danni alle brasegne. Qui serve prevenzione, ma anche punire i mezzi che non rispettano i limiti di velocità. Un'operazione difficile, serve subito una sinergia con le varie forze dell'ordine, la Capitaneria e il porto. E garantire una velocità dei mezzi di passaggio che sia più lenta rispetto a quella che avviene adesso, ma ovviamente per fare questo bisogna coinvolgere la Capitaneria di porto, il porto stesso e quindi tutto il sistema di sicurezza. Pubblicità, tra poco, state con noi. È arrivata una conferma poco fa, è proprio di Gianfranco Zamuneri, il cadavere ritrovato in una darsena di Jesolo questa mattina era stato inghiottito dalla piena del Piave 13 giorni fa mentre lavorava al ponte di barche della famiglia. Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno, per ricordare a tutte le donne l'importanza dello screening. L'UL6 Eugania con LIT e Ali Laguna
ha messo in campo un autobus in rosa pronto a girare per una settimana in tutta la provincia. Sentiamo Chiara Gagliani e Federico Cibotto. Ed eccoci qui con Elisabetta Tosi, che è la responsabile dello screening dell'ULSS 6 per Padova Centro. Dietro a noi questo autobus tutto rosa che partirà domani da Prato della Valle, poi toccherà i 4 ospedali dell'ULSS 6, quindi girerà sia a Campo San Piero, a Cittadella, Monselice e poi anche Pieve di Sacco per tornare a Padova il 29 di ottobre. Perché? Perché ottobre è il mese dedicato allo screening, ottobre rosa, per l'identificazione dei tumori al seno, perché prima si trova meglio è, giusto dottoressa? Ricordiamolo a chi ci ascolta. Certo, assolutamente, è importante non avere paura, fondamentalmente la malattia scoperta senza sintomi è una malattia precocissima, quindi spesso si tratta semplicemente alcune volte di soli trattamenti chirurgici senza dover affrontare quella che tantissime donne temono, che è la chemioterapia. Certo, dipende dal tipo istologico della malattia, però senza affrontare queste cose che sono insomma troppo specifiche, la diagnosi si passa attraverso l'esame. Purtroppo non ci sono altre tecniche oggi. Alcune signore hanno paura di questo, alcune temono la mammografia perché alcune sospettano che la radiografia eseguita con la mammografia sia dannosa per loro e quindi ipotizzano una diagnosi precoce con ecografia. In realtà per il tipo di mammella di solito le donne che sono coinvolte nello screening, che sono quelle tra i 50 e i 74, necessitano innanzitutto della mammografia, poi in una fase successiva eventualmente anche dell'ecografia di approfondimento, ma la mammografia è la base di diagnosi per queste donne. Ecco, la Regione tra l'altro ha deciso di abbassarla a 45 anni perché purtroppo sempre più spesso lesioni di tipo insomma neoplastico si identificano in giovani donne. Questo significa che si amplierà a 5.800 nuove donne, 4 donne su 10 però non accedono al vostro servizio nell'ULSS di Padova. Vogliamo proprio dare un messaggio chiaro a loro? Sì, allora fondamentalmente per noi la cosa importante è che le pazienti affrontino la mammografia e quindi possano avere accesso ad una diagnosi precoce. Lo screening omogeneizza il servizio, nel senso che rende equivalenti, a prescindere dal livello sociale delle persone, delle possibilità economiche, garantisce a tutte le donne che sono comprese nella fascia di età un accesso gratuito ad una diagnosi di tumore della mammella. Questo non vuol dire il fatto che sia gratuito, che sia meno efficace. È gratuito perché vuole scoprire più malattia possibile in fase precoce e quindi garantire servizi di cura più efficaci per garantire sopravvivenza alle utenti. E questa è la mia ultima domanda: sopravvivenza. Per fortuna la percentuale di guarigione in caso di tumore al seno è davvero altissima. Sì, è moltissima. La sopravvivenza a 10 anni, che una volta era considerata 5, ora è diventata 10, è davvero elevata. Sono molto rari i casi di donne che purtroppo non ce la fanno, magari per una diagnosi troppo tardiva, per cui non abbiate paura, affrontate con serenità questo esame. Se non avete troppi timori, andate con un'amica o con la mamma o con qualcuno che vi faccia coraggio. In 2 si affronta questo momento magari di tensione in un modo più leggero, perché ciascuna di noi ha la propria vita, le proprie fatiche, la propria quotidianità, quindi 1000 impegni, e per cui spesso questi esami vengono considerati: ma sì, lo farò, l'ho già fatto, mi sembra, e poi insomma si scopre di averlo fatto troppi anni e di essersi trascurate, per cui no, non fatelo. Si tratta di un esame che dura al massimo 15 minuti, vi può salvare la vita. E quindi queste porte che si apriranno per voi, donne soprattutto, approfittatene, magari fatevi accompagnare dai vostri compagni. Noi ringraziamo davvero Elisabetta Tosi per essere stati con noi. Grazie a Chiara Gagliani della nostra redazione di Padova. 22 ottobre 2017, 22 ottobre 2024, 7 anni dallo storico referendum per l'autonomia. 2.400.000 veneti andarono a votare, al 98% votarono sì. Ne parleremo stasera nella giornata dell'autonomia a Focus con i nostri ospiti e con i vostri messaggi, mentre
L'autonomia sta andando avanti con le prime 9 materie senza LEP e la ricerca poi della definizione dei LEP che è in corso, autonomia che è diventata legge il 26 di giugno. Grazie, buona giornata, grazie ai nostri registi Renato Cappoia e Italo Morao e buona giornata.